Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. È veloce Risk BF nei confronti di Noodles BF. Numero 5, Resole Matto, La squalificato. squalifica per Resole Matto. Intanto in seconda posizione vediamo, ci sembra Urano Gal, 200 metri in 15,2. Risk BF al comando, cerca di sistemarsi terzo. Noodles BF, la mossa riesce. Alessio Vannucci si accoda davanti a Oro FKS. Intanto Urano Gal in seconda posizione. Al largo è Gianvito D'Ambroso con Urla del Vento, con lì vicino Venere Lux, partita molto bene, al pari di Tenor de Lune, Numero che è in terza 16, pariglia, Nos Gear, davanti squalificato. a Victor Trio. Arriviamo al paletto dei 600 metri con Maurizio Cheli e Frischi BF che lo passano in 45 appena abbondante, poi Urano Gal in seconda posizione lungo la corda davanti a Noodles BF. Al largo è invece Urla del Vento con in schiena Venere Lux, a cui sta venendo corsa molto buona. Intanto c'è però l'avanzata in terza ruota. Tanto il primo giro in un minuto proprio tondo. Roberto Vecchione rompe gli indugi con Vaimo Blessed e batte tutti sul tempo e scavalca Urla del Vento per portarsi direttamente a contatto del battistrada. 1.15.4 il primo chilometro, secondo passaggio davanti alle tribune. Risbf affiancato da Vaimo Blessed, poi Urano Gal, ora la terza ruota di Venere Lux al pari di Tenor de Lune, mentre c'è Numero Urla del Vento. 12, Victory Ru 3B, È lì vicino squalificato. ai primi anche Victor Trio, mentre quarto, anzi ora terzo lungo la corda c'è Vincenzo Piscoglio con Oro FKS, penultima curva passata in 15,5 con Vaimo Blessed che fa sul serio. RisBF ancora al comando ma sta per cedere la posizione all'allievo di Roberto Vecchione, inseguito dall'1 di Urano Gal in anticipo su Venere Lux, poi anche Noodles BF che ci prova, 14,7 la retta di là, in vantaggio il figlio di Varenne, seguito da Urano Gal, poi ancora Venere Lux, Noodles BF e Oro FKS, ultima curva passata in 15,1, si presenta in vantaggio Vaimo Blessed, attaccato da Urano Gal e al largo di tutti da Venere Lux, poi lungo la corda anche Noodles BF, ultimi 50 metri, Urano Gal prende la meglio, Urano Gal viene a vincere davanti a Venere Lux in lotta con Noodles BF, al quarto Vaimo Blessed e al quinto Oro FKS. La vittoria di Antonio Velotti, guidatore e trainer del figlio di Ganymede, per il signor Renato Veneruso. Viene a vincere questa tris. Mentre rivediamo la lotta per il secondo posto, perché sono molto vicini Venere Lux e Noodles BF, probabilmente la femmina che prende il secondo. Così è, davanti a Noodles BF, al quarto Vaimo Blessed e al quinto Oro FKS. La quota per Urano Gal 5,67. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per domenica prossima.